Attivare un sistema di trasporto integrativo progettato sulle esigenze dei tanti studenti pendolari del territorio, in modo da consentire loro di raggiungere gli istituti scolastici con tempi di arrivo e di ritorno a casa comodi, senza dover attendere anche per alcune ore l'arrivo dell'autobus di linea. L'iniziativa si chiama Moveus e a volerla è la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, che grazie al progetto SNAI, Strategia Nazionale Aree Interne, ha ottenuto circa 10 milioni di euro di fondi ministeriali e regionali per attivare progetti che puntino a promuovere lo sviluppo degli 11 comuni della comunità montana, in modo da garantire ai cittadini dell'area l'accesso ai servizi essenziali, soprattutto per ciò che riguarda istruzione, salute e mobilità. Con il progetto Moveus, la comunità montana Gennargentu Mandrolisai intende dare una risposta seria e concreta a un problema reale della nostra cittadinanza. Oggi molti studenti e molte studentesse trovano difficoltà persino a raggiungere la scuola. Non parliamo poi delle difficoltà del rientro a casa in orari improponibili. Un progetto che partirà a breve e che va a integrare il trasporto pubblico locale, che al momento offre 10 corse scolastiche che attraversano gli 11 comuni della comunità montana. 2 le fasce orarie previste dal progetto Moveus, il mattino dalle 8 alle 8:30, al pomeriggio dalle 16 alle 16:30. Quando Moveus partirà a regime, gli studenti avranno una risposta concreta e potranno con più facilità e persino con più felicità raggiungere le nostre scuole, e speriamo che questo dia dei risultati anche scolastici, migliorando il rendimento dei nostri studenti.